questo pensa che in due giorni hanno occupato 15 comuni. Anziché bocciarla tu Kurt, perché non c'è più lavoro? Vogliamo dircelo, perché non c'è più lavoro? Perché le aziende al nord chiudono? Ma come fai a parlare così che non sai che in Sardegna si paga tutto di più? Ma lo sai che le aziende, l'industria è ferma perché non c'è il gas, perché non c'è il metano, lo dovresti sapere. Lo sai quanto costa una bombola di gas per famiglia da 15 kg? Sto parlando delle aziende lombarde. Castelli, non rompere i coglioni a me, perché a me non me li rompi i coglioni tu, perché con me che sono 3 anni in mezzo alla strada, io statene fuori dal cazzo. Capito? Calmi. Che tu e la classe dirigente negli ultimi 30 anni ha commesso il reato più grave che si poteva fare, ha rotto il patto tra generazioni, mi ha messo a me a 50 anni, 3 anni in cassa integrazione contro i miei figli disoccupati. L'hai capito questo? E state chiudendo le aziende più strategiche che ci sono nel paese, il settore alluminio, era Allumina, Alcoa, ILA, SMS e tutti gli appalti che ci girano intorno, 5.000 buste paga, 3.500 in cassa integrazione, solo attraverso il lavoro si esce dalla crisi, solo sedendosi e mettendo il culo sulla scrivania si esce fuori dalla crisi, solo il lavoro riduce gli ammortizzatori sociali che possono essere utilizzati per i disoccupati, solo il lavoro fa rimettere in marcia il commercio e l'artigianato nel mio territorio distrutto! Bene, allora, scusate, ma vedo che c'è un metodo per rinnovare la classe dirigente, no? Basta invitarli qui, fargli sentire un po' di cose e dopo capiamo subito chi resiste e chi non resiste. Chi passa è diventata la prova finestra al suo studio, no? Quindi se uno passa la prova finestra, insomma, può reggere. Poi dopo dovremo andare pure noi, naturalmente, in Padania. Io sono sempre stato disponibile, a presentarmi in un'assemblea padana e poter discutere, diciamo, tranquillamente con loro, perché ritengo che sia una cosa giusta e poi ci sono tanti punti di contatto. Vabbè, però, insomma, ascoltare è un mestiere difficile. Sandro, sì, senti, ascolta, è successa una cosa che io, devo dire la verità, per distrazione non ho colto. Nel dibattito tra Castelli e diciamo, la Sardegna, c'è stato qualcuno che a un certo punto, siccome veniva disturbato nel suo parlare, sembrerebbe aver mandato un po' a quel paese Castelli, il che francamente diciamo, è sempre spiacevole, perché insomma bisogna sempre riuscire a mantenere un po' la calma e a non trascendere con le parole. Per cui diciamo che questo incidente è derivato dal fatto che io non ho sentito questo intercalare, diciamo, questo vaffa, chiamiamolo così, no? Non l'ho sentito, e altrimenti sarei stato il primo a reprimerlo, però se ho capito bene è avvenuto quando uno non riusciva a parlare, quindi semplicemente per riprendersi la parola ha usato questo modo di fare. Comunque io chiedo scusa a Castelli. È un modo di dire sardo, Michele. Tradotto all'italiano, è un modo di dire in sardo tradotto all'italiano. In sardo si dice non sai che si scalloni, se l'ho tradotto... Qui Michele... Tradotto che vuol dire? Scusate, no, però non lasciamo questa... No. Tradotto cosa vuol dire? Temo che la toppa sia... Vuol dire non dire delle corbellerie. Questo. Non vuol dire, perché noi avevamo capito tipo vai fuori dai oni, ha capito? No, non rompere i corbezzoli, non rompere, come si dice, le scatole, le cose. Però, scusate. Con offese
con offese che sono state fatte, perché quando non si dice a uno che non paga le tasse, che è in un territorio dove è assistito e tutto questo, quello è molto più offensivo delle cose che sono state dette. È molto più importante dire che mancano pochi giorni per salvare le fabbriche dell'alluminio. Comunque non fa niente. Non mesi o anni. Comunque, mancano pochi giorni. Scusi.